Per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l'Udinese va di scena a Torino contro la Juventus, un remake di quanto avvenuto poco tempo fa in campionato. Riposano alcuni titolarissimi, ma non c'è troppo turnover. Rimangono fuori Karlstrom, Davis, ma vengono confermati tanti altri come Solea, Tazze, Mura, anche lo stesso Zaniolo nel ricordo di Nicola Pietrangeli. La partita inizia con Ildis che impegna Sava, poi la chiusura di Bertola su Jonathan David, scelto titolare. Per Spalletti ancora meno turnover, a far capire alla vecchia signora quanto conti comunque il percorso in Coppa Italia per accedere in maniera almeno certa all'Europa. Udinese che fa fatica a uscire dall'area, ci riprova ancora il turco, questa volta il destro non chiama all'intervento Razvan Sava, scelto al posto di Okoye, palla che finisce fuori di pochi centimetri. Ancora la Juventus con il vantaggio arrivato da questa giocata di David che si disinteressa del pallone. Alla fine ha ragione lui, perché per anticipare il canadese Palma mette nella propria porta il cross di McKennie. La desolazione di Matteo Palma, sfortunato comunque a trovare quel tocco di punta su una prima deviazione di Sole sul cross basso di McKennie. Eccolo qua il tocco del classe 2008 che anticipa David e fa secco Sava. La Juventus si galvanizza, trova il 2-0 con lo stesso numero 30, però arriva la segnalazione di Forno per un fuorigioco che verrà anche discusso per come viene tirata la linea. Ci affidiamo alle immagini del South, fuorigioco semi-automatico con David davanti. E poi Zaniolo, la prima fiammata del numero 10, mette i brividi a Di Gregorio che torna titolare dopo i problemi fisici dell'ultima partita di campionato dove ha giocato Perin, però è soltanto una fiammata estemporanea con l'Udinese che cede nuovamente il pallino del gioco alla Juventus. Ildis cerca il gran gol, serata sfortunata per lui dal punto di vista della conclusione, palla che esce anche di più di quanto sembrava dal live. Poi un'altra bella giocata di David, la sterzata di Cabal che mette la palla dentro, McKennie centrale per Sava, rimane a terra Cabal e entriamo nell'area dei soliti rigorini stile Pavlovic nel derby Milan-Inter, richiamato dal VAR per questo ormai famigerato step on foot. Forno Palma che affossa Cabal con questo tocco, alla fine è calcio di rigore. Non va Ildis ma Locatelli dal dischetto, il capitano della Juventus colpisce centrale quanto basta per spiazzare Razvan Sava e per chiudere una partita che comunque era già pienamente sui binari della Juventus. Comincia anche la girandola dei cambi per tirar via quelli che dovranno essere freschi lunedì contro il Genoa. Ci prova Lennon Miller, uno dei nuovi entrati, destro secco che però non impensierisce Di Gregorio. Sorride Spalletti, terza